Bentrovati a Edicola Friuli. Oggi in copertina Vasco Rossi, perché domenica 27 maggio allo Stadio Tegil di Lignano si terrà il concerto, il primo concerto, la data zero del nuovo tour che poi porterà Vasco in giro per tutta Italia con doppie date che riempiranno gli stadi. E il primo stadio a essere diciamo totalmente riempito o quasi sarà proprio quello di Lignano. Sono attese tra le 26 e 27 mila persone. Questa sera il concerto a porte chiuse per il Fans Club, ma andiamo a vedere un attimo che cosa ci racconta Andrea Ioime all'interno del numero in edicola questa settimana. Tante le curiosità legate al rocker di Zocca, perché sono ben 20 le volte che Vasco è stato a suonare nella nostra regione. Nel pezzo di apertura si parla del popolo di Vasco che vuole fare festa con il mito, ma anche della vita privata dell'artista che si alza presto, esce in bici, non si ritira tardi, e la routine di una superstar che ha abbandonato gli eccessi. Pronti per una dose di rock duro? Ebbene sì, perché le canzoni saranno riarrangiate grazie anche a una band di artisti che seguono il Blasco da diversi anni. C'è stata una defezione causa motivi di salute del bassista Claudio Gallo Golinelli, che è stato già sostituito da Andrea Torresani. Insomma, sarà un concerto esplosivo. Ma chi sono i fan di Vasco? Ecco qui che appunto Andrea Ioime ci racconta un po' quelle che sono le abitudini di padri, figli, nipoti che vanno al seguito del comandante. Nella pagina successiva invece ci sono tutti i 20 live friulani che Vasco ha tenuto in regione. Allora, il primo c'è stato, forse non c'è stato, non si sa, comunque dovrebbe essere un concerto del 1980 a Trieste, mentre invece il primo live in Friuli Venezia Giulia risale negli anni 80 ed è alla festa del vino a Casarsa della Delizia. Insomma, poi sono tantissimi concerti tenuti anche a Udine, però manca da più tempo. Infatti la più gettonata, ma è anche la città da cui appunto è assente da più tempo. Abbiamo anche fatto però un punto della situazione intervistando Mario Tullio Petrangelo, direttore di Promoturismo Friuli Venezia Giulia, che dice: questi eventi sono essenziali, però i privati devono anche dare una mano. Una storia invece molto carina: l'Aquilotto si tuffa al Pedocin per il secondo anno consecutivo. La cooperativa Orizzonti, tutta friulana, gestirà l'assistenza ai bagnanti nello storico stabilimento triestino, e qui avete la foto di due bagnini che appunto saranno operativi sui lidi triestini. Allarme terremoto per 250 famiglie, ma è solo una simulazione. Accade a Pordenone. Da oggi fino a domenica sono previste prove di evacuazione in città che riguarderanno anche 6.000 studenti e 20 ospiti di una casa di riposo, oltre naturalmente le famiglie private. Proseguiamo oltre. All'interno di questo numero del settimanale Il Friuli anche il Family Salute. Si parla di piante, bimbi e mamme, i pericoli del naturale, ma anche della prova costume, test del DNA e molto molto altro. All'interno del settimanale anche il dossier cooperative. In questo momento storico il movimento ha la possibilità di dispiegare il proprio potenziale e di far vedere che sostenibilità economica e diritti e dignità dei lavoratori non sono inconciliabili. Cooperazione, è l'ora di dimostrare quanto si vale. Proseguiamo oltre, arriviamo alla pagina degli spettacoli. Folkest, i nostri primi 40 anni. Sono tante le novità in arrivo per questo festival che guarda già al futuro e al prossimo anno. Tantissimi concerti da non perdere in diverse zone della regione. Uno su tutti, John Bites, che l'8 agosto sarà a Udine in una delle ultime date del suo tour di chiusura di un'attività e di una carriera assolutamente impeccabile e travolgente. All'interno del settimanale Friuli tanto altro, ovviamente il palinsesto con tutti i programmi di Telefriuli, gli appuntamenti e gli eventi presenti in regione, e poi una pagina interamente dedicata ai bambini con Maman. Adesso però è l'ora di andare in edicola, andiamo a conoscere un nuovo edicolante in via Gemona a Udine. Venite con noi. Ci troviamo in via Gemona, una delle vie più antiche e belle della nostra città di Udine. Accanto a me Costantino Bacchetti, che gestisce questa edicola, che è un'edicola storica che ha ereditato appunto dalla mamma e dalla zia. Adesso la gestione è passata in mano a lui. Sono qui ormai da 30 anni e ho fatto i primi 10 anni come coadiutore, poi ho rilevato alla fine degli anni 90. In realtà questa è un'edicola, possiamo dire, storica in Udine, perché è qui dal 1963 e quindi sono 55 anni che c'è questa edicola in via Gemona. Che ha sempre gestito la sua famiglia, quindi? Sì. Inizialmente c'erano appunto mia mamma e mia zia e poi sono subentrato io 30 anni fa, insomma.
Com'è cambiato in questi 30 anni Via Gemona, che è una via che ha subito... Tutto il mondo è cambiata Via Gemona, quindi è tutta un'altra cosa, non c'è paragone, insomma era un altro modo di vivere. Però è sempre bella, è molto curata, tenuta bene. Sì, sicuramente, ancora dovrebbe far parte del centro, ogni tanto viene trascurata per varie iniziative, ci vorrebbe un po' più di attenzione da parte delle giunte, speriamo nella giunta attuale che faccia qualcosa, quindi niente, questo. E la clientela in questi 30 anni cioè le sue clienti insomma sono affezionate, lei prepara i pacchetti, chiaramente l'edicolante ha un rapporto diretto con chi frequenta il proprio locale. Come sono cambiate le cose anche dal punto di vista proprio della clientela? Beh, la clientela rispetto a una volta adesso un po' più c'è più velocità, no? La gente va più di fretta, però comunque rimane il rapporto umano, c'è ancora ho anche degli amici, mi sono fatto degli amici qui, insomma i rapporti sono sempre belli, insomma è piacevole, insomma, stare qua a lavorare qua. Poi è una zona comunque appunto sì, centrale, dice forse un po' non sempre coinvolta negli eventi, però tutto sommato... Dovrebbe essere un po' più valorizzata, però... Di cosa avrebbe bisogno secondo lei questa zona? Una cosa che le piacerebbe o su cui puntare? Beh, fare più sinergie con l'università, delle manifestazioni più collegate, più centrate, mirate, anche con vicini lontano. E tra commercianti invece siete in tanti, sono tante le attività commerciali di questa via? È un piccolo centro commerciale in effetti, perché dalla farmacia alla frutta e verdura, l'edicola, ci sono varie attività, bar, pasticcerie, panifici, insomma. Anche attività storiche perché sono profumerie, negozi, cose molto vecchie, sì, antiche. Galimberti, ce ne sono insomma che sono qui da tanti anni, decenni ormai, quindi insomma è una via storica di Udine, questa senz'altro. Alberina Domenis è stata insomma insieme alla sua sorella la storica gestrice dell'edicola. Sì. Senta, e come è nata la decisione di aprire un'edicola? Perché prima avevamo trattoria lì alla Casa Rossa, eravamo 6 sorelle, eravamo stanche di lavorare tanto perché lì sì, lavoro continuato, in quella volta non c'erano feste come le fanno adesso, settimanali e quindi dalla mattina alla sera insomma era parecchio lavoro e quindi abbiamo deciso un lavoro più semplice. E lei invece ha affiancato sua sorella in questa attività, cioè l'avete cominciata insieme? Sì, insieme abbiamo cominciato, sì, perché anche sposata una, sposata quell'altra, anche lei sempre meno, perciò abbiamo deciso. Lei frequenta Udine, non è di Udine, abita fuori, frequenta Udine e da tantissimi anni viene in questa edicola. In questa edicola, sì, vengo in questa edicola. Che ha visto? Sono tutti simpaticissimi, soprattutto Costantino. No, lo devo dire, ecco. Costantino che vedo prepara i pacchetti dei giornali Sì, sa già quello che prendo, quello che non prendo, per cui... Un rapporto ormai insomma d'amicizia si può dire. Amicizia veramente, e dopo tanti anni, cara. Insomma è bello, però voglio dire, l'edicola tuttora, anche se cambiano i tempi, si dice la gente compra i giornali su internet, legge i giornali su internet, eccetera. In realtà il rapporto umano... Vengo qua io, niente internet, Costantino. È una persona squisita, gentilissimo, veramente con tutte le persone. E questo è il fine settimana di Vasco Rossi, no? E quindi diciamo più che altro leggiamo questo concerto alla luce del fatto che è un grande evento che si svolge in regione. Che cosa ne pensa? Andrebbe, non so, l'ha mai visto? Intanto le chiedo, lo conosce? Lo conosco ma non l'ho mai visto, non è che non mi piaccia, diciamo che i miei gusti musicali sono un pochino più indietro, riguardano altri tempi proprio. Però di questi eventi che comunque insomma interessano, poi nel caso di Vasco veramente tutte le generazioni, però diciamo eventi musicali e grandi eventi, ad esempio Folkest compie 40 anni, sono importanti per la città. Sono molto importanti, anzi andrebbero valorizzati di più. Grandi eventi come quello di Vasco certe volte possono portare degli scompensi, possiamo dire proprio delle cose logistiche un pochino pesanti, però io penso che vada tutto bene per la regione perché siamo tanto ad est e abbiamo bisogno di essere ancora di più valorizzati. Sono un volano per la nostra regione. Quindi dal punto di vista diciamo turistico ci fanno anche conoscere fuori? Certo, senz'altro. Lei andrebbe a vedere Vasco?
Sì, anche andrei, sì, volentieri. Vede. Quindi le piace, diciamo, anche se... Beh, è mio coetaneo più o meno, per cui... Ma ci credo poco a queste grosse manifestazioni perché partono un po' troppo da lontano. No? C'è Vasco Rossi, penso che cominci a fare il suo tempo. Ci andrei ma non posso per motivi di lavoro. E cosa ne pensi di questi grandi eventi? Fanno bene alla nostra città o alla nostra regione? Servono per promuoverla? Ne vorresti di più? Fanno bene sì, magari se ci fossero sì, anche qua a Udine più, diciamo, più in città che sempre fuori, sì, più vicini e sì, più spesso penso che fanno meglio, specialmente ai giovani. Edicola Friuli oggi finisce qui, grazie allora a Costantino, a Nerina e Alberina per averci accolto in questa edicola storica. L'appuntamento con Edicola Friuli è ovviamente per venerdì prossimo, sempre qui alle 18:40. Bene, grazie a voi, grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie. A presto, arrivederci.